soffocata, sarebbe emerso questo dall'esame autoptico su Margherita Ceschin, la 72enne trovata morta in casa sabato sera in zona stazione a Conegliano. I carabinieri indagano senza sosta. Operazione dei carabinieri di Padova, sgominata una banda che compiva furti in casa e nei negozi. 5 arresti tra Padova e Verona, restituite 14 auto rubate, 150.000 euro di refurtiva. È morto questa mattina al Cafoncello di Treviso il 31enne di Follina che alla guida della sua Vespa si è scontrato contro un'auto ieri sera a Cison di Valmarino. Le sue condizioni si sono aggravate nella notte. Manuel travolto dal treno mentre stava camminando lungo i binari è quanto emerge dalle indagini in corso sulla tragedia di sabato notte a Mestre, dove un 25enne ha perso la vita. Fa discutere la vicenda della prof rimasta assente dal lavoro 20 anni su 24, inettitudine assoluta all'insegnamento, dice la Cassazione. Le dimissioni di Stefano Marcon da sindaco di Castelfranco. Sono stufo dei ricatti, dice ai nostri microfoni, chiedendo un confronto diretto con i consiglieri dissidenti. Facciamolo su Antenna 3, la provocazione. Chiusura del Ponte della Vittoria, dura la posizione dei commercianti bassanesi, a rischio le notti bianche e tanti eventi per l'estate. Serviva una diversa programmazione, dicono. Dopo 50 anni di attività chiude a Padova lo storico negozio di dischi 23, uno dei punti di riferimento per gli appassionati della musica. Buonasera, ben ritrovati con tutte le notizie che arrivano dal Veneto. Partiamo dal sondaggio di Ring che torna questa sera in prima serata ed è un sondaggio dedicato alla politica dopo il recente risultato del congresso della Lega. Congresso Lega, ora rischio scissione è il quesito che vi poniamo. Utilizzate i numeri che vedete in questo momento apparire sullo schermo per votare e dare il vostro parere al quesito. Ovviamente l'esito del sondaggio andrà in onda questa sera nel corso della puntata. E siamo in apertura con le notizie di cronaca. Nella Marca trevigiana Margherita Ceschin è omicidio, la donna colpita e soffocata, le indagini serrate dei carabinieri. La notizia pareva una morte naturale, invece questo è stato l'esito dell'autopsia di oggi pomeriggio. Colpita alla testa e forse soffocata coprendole naso e bocca. Sarebbe emerso questo dall'esame autoptico su Margherita Ceschin. La 72enne, insomma, sarebbe stata uccisa, forse mentre stava dormendo sul divano. Ed è lì che è stata trovata ancora in pigiama. Il suo cuore ha cessato di battere tra venerdì e sabato. La grondaia staccata, storta, come se qualcuno si fosse aiutato per arrampicarsi e raggiungere il terrazzo. Se qualcuno è salito da là, adesso non si sa comunque. Adesso stanno facendo le indagini, quindi... Certo che fa pensare una cosa del genere. Fa pensare più che altro per la criminalità che c'è qua a Conegliano. Paura un po'. Sì, indubbiamente sì. La camera sottosopra, i cassetti aperti, il materasso capovolto ed il portafoglio della vittima sparito. Un ladro avrebbe fatto irruzione nella casa della 72enne. Forse Margherita lo ha sorpreso e sarebbe stata colpita. I carabinieri stanno indagando. L'appartamento in via 28 aprile è sotto sequestro. Questo signore abita qualche piano sopra. La sera guardo la televisione in una stanza parecchio al di là, quindi non mi sono neanche accorto di cosa succedeva. Andando a letto ho sentito parlare sotto, ma c'erano già carabinieri, eccetera, quindi ormai era già successo quel che doveva succedere da parecchio, insomma. Margherita abitava da sola in questa casa. Venerdì aveva incontrato le amiche, poi era rientrata con la promessa di vedersi per una pizza il sabato sera, ma a quell'appuntamento la 72enne non è mai arrivata. Ed è questo che ha fatto scattare l'allarme. Non vedendola, le amiche hanno provato a contattarla più volte. Poi si sono preoccupate, si sono rivolte ai familiari e ad un vicino che attraverso una scala è entrato nell'appartamento. Margherita era già morta. Nessuno avrebbe mai pensato ad un epilogo così drammatico. Le indagini serrate dei carabinieri alla ricerca del killer. Sotto shock i residenti della palazzina che parlano della 72enne come una donna solare e tranquilla. Una persona tranquilla, sì, per carità. La vedevo sempre fuori qua nel terrazzo. Purtroppo è andata così. Era una signora simpatica, più o meno, no, anzi più giovane, abbastanza più giovane di me, ecco, comunque sì e no, però la salutavo e basta, insomma. Nel Padovano, con l'operazione dei carabinieri di Pieve di Sacco che hanno sgominato una banda che compiva furti in case e negozi di tutto il Veneto.
L'auto sfonda la porta del negozio, poi l'azione fulminea ripresa dalla telecamera. I ladri entrano e fanno razzia. Quando non utilizzavano le auto come arieti, sfondavano le vetrine a colpi di martello o tagliavano le saracinesche ed entravano dai pertugi. 17 furti in attività commerciale, 9 furti di auto, 4 assalti a supermercati. In 3 mesi la banda di predoni, sgominata dai carabinieri di Piove di Sacco, ha compiuto colpi in tutto il Veneto, da Padova a Verona, da Venezia a Treviso, passando per Vicenza. Si sono spinti anche in provincia di Pordenone. In carcere un 40enne moldavo ritenuto essere il capo della banda e un 25enne romeno. Obbligo di dimora per un complice moldavo e per 2 donne sempre moldave che facevano la guardia al covo della banda trovata a Sant'Angelo di Piove nel Padovano. L'indagine è partita dopo il furto di 3 veicoli in una concessionaria di Cittadella e in una ditta di Casale sul Sile. I carabinieri hanno ricostruito i movimenti della banda grazie al monitoraggio delle targhe delle auto rubate. L'indagine parte dal monitoraggio di alcune vetture rubate che ci risultavano apparire sui lettori targhe e che venivano sempre anticipate o precedute da delle macchine pulite che venivano usate appunto in esito ai furti d'appoggio. Da ottobre a dicembre 2022 i furti si sono susseguiti. Obiettivi preferiti: stazioni di servizio, tabaccherie e supermercati, come il colpo in un alimentare di Fiesto d'Artico dove hanno sradicato la cassa automatica. La banda si spostava anche fuori regione. Per 2 volte in provincia di Arezzo ed in provincia di Verona. Una volta hanno abbandonato la macchina in autostrada scappando a piedi tra le corsie e in una successiva occasione hanno abbattuto la barriera autostradale, finendo poi la corsa gettandosi nelle acque del fiume Mincio. Il 40enne moldavo è stato fermato ad Asti. Il covo, individuato a Sant'Angelo di Piove, era presidiato da 2 donne che avevano il compito di smerciare la refurtiva. I carabinieri all'interno hanno recuperato oltre 10.000 pacchetti di sigarette, migliaia di gratta e vinci e merce rubata per 150.000 euro. Recuperate e restituite ai legittimi proprietari anche 14 auto. Nella Marca trevigiana, ora per la tragedia Cison di Valmarino, non ce l'ha fatta. Matteo De Luca, 31enne di Follina, che ieri pomeriggio in sella alla sua Vespa si è scontrato contro un'automobile. Il paese sotto shock. Il giovane era molto conosciuto, molto amante della montagna. A terra i segni dell'impatto devastante, uno schianto che non ha lasciato scampo al 31enne Matteo De Luca, portato con l'elicottero del suo M118 all'ospedale di Treviso. Nella notte il suo cuore ha cessato di battere. Troppo gravi le lesioni riportate. L'ennesima tragedia della strada che è avvenuta nella frazione di Solera, Cison di Valmarino, nei pressi di questa osteria. La Vespa condotta da Matteo stava transitando lungo via Re di Puglia quando, per cause ancora da accertare, ha urtato violentemente una vettura condotta da una donna che proveniva dal senso opposto. Da una prima ricostruzione sembra che l'auto abbia svoltato a sinistra verso il parcheggio del locale, colpendola a 2 ruote. Il giovane è stato sbalzato finendo sull'asfalto. Le sue condizioni sono risultate subito gravissime. Questa mattina la notizia della sua morte ha girato in paese, a Follina, dove il 31enne era molto conosciuto. Figlio del marito dell'assessore Paola Carniello, con deleghe alle politiche sociali e giovanili, allo sport e all'associazionismo, Matteo amava viaggiare con la sua Vespa, ma era appassionato anche di montagna e arrampicata. Pochi giorni fa era stato eletto tra i consiglieri del comitato Festeggiamenti Farrò, dove si era subito distinto per entusiasmo e idee per valorizzare il territorio. Alcuni amici, saputa la notizia, hanno raggiunto il luogo della tragedia. Era una persona solare e disponibile, ci raccontano guardando i segni sull'asfalto. Una perdita che lascia senza parole. Manuel travolto da un treno mentre stava camminando proprio lungo i binari. E quanto emerge dalle indagini in corso in merito alla tragedia di sabato notte scorso a Mestre, dove un 25enne calabrese ha perso la vita lungo i binari a 2 passi dal Vega. È stato dimesso dall'ospedale all'Angelo già nella tarda mattinata di domenica. Il 23enne veronese è rimasto ferito sabato notte mentre attraversava i binari sulla linea Venezia-Mestre in via Paganello a Mestre. Fortuna ha voluto che non venisse travolto dal treno, ma soltanto sfiorato. È caduto, riportando alcune ferite ed escoriazioni ad un braccio, sebbene non di grave entità.
Destino avverso e dal tragico epilogo invece per l'amico 25enne cosentino che era con lui. È stato proprio qui che Manuel Tripargoletti non ha avuto scampo, travolto nel momento esatto in cui ha attraversato il cancello, con il corpo recuperato successivamente dai vigili del fuoco, incastrato tra il muro e la canaletta in cemento armato. Stavano camminando entrambi per raggiungere uno sportello bancario per prelevare del contante. Per questo avevano deciso di parcheggiare l'auto grigia proprio a ridosso dei binari e di attraversarli a piedi. Pensavano di far prima. E quanto avrebbe raccontato ai vigili del fuoco e ai sanitari proprio il 23enne veronese nelle prime fasi dei soccorsi. A tradirli nel momento del loro passaggio l'arrivo in contemporanea del convoglio del regionale diretto a Venezia. Inutile ogni tentativo del macchinista di evitare l'impatto. Il 25enne è stato travolto in pieno e con lui tutti i suoi sogni di insegnante di ginnastica, con in tasca la laurea in scienze motorie, conseguita soltanto 3 anni fa all'Università di Catanzaro. La vicenda della professoressa assenteista. Siamo a Chioggia con i dubbi e le perplessità del sindacato scuola della CGIL, tanti i buchi neri in questa storia. E ascoltiamo. Lei è Cinzia Paolina De Lio, 56 anni, per tutti la professoressa assenteista di storia e filosofia che in 24 anni di servizio ne ha lavorati soltanto 4. Per questo la Cassazione l'ha destituita dal servizio per totale inettitudine, si legge nella sentenza. Vicenda conclusasi con la rimozione decisa dal MIUR. Nei 10 anni di cattedra ottenuta al liceo veronese di Chioggia, praticamente nessuno tra i professori dice di ricordarsela, ad eccezione della dirigente scolastica che l'ha segnalata al provveditorato prima e al ministero poi, e degli studenti che l'hanno conosciuta nei soli 4 mesi di presenza. Lei oggi è diventata un caso mediatico nazionale e la domanda che in tanti si pongono è: come è stato possibile accumulare tante assenze senza che venisse applicato il contratto collettivo nazionale, anche con la sola regola del famoso comporto, che conteggia il periodo di malattia oltre il quale scatta il licenziamento? L'unica riflessione che posso fare è che i lavoratori della scuola, come tutti i lavoratori, seguono le regole che derivano da un contratto nazionale, per cui tutte le assenze devono essere certificate o devono essere autorizzate dal dirigente. Quindi un'assenza così prolungata di 20 anni su 24 risulta quantomeno poco comprensibile, a mio avviso. E se il ministro Valditara richiama alta dignità del proprio ruolo, lei, la prof assenteista, si difende. Vicenda unica e surreale, la mia, dice, ma intanto non rilascia alcuna dichiarazione alla stampa. Lo farà quando rientrerà dalle vacanze a mare, sembra, nella sua casa calabrese. Poi, da giornalista qual è, sostiene sempre la stessa, saprà cosa dire al momento debito. Meglio intanto rilassarsi tra sole e mare. C'è anche Villa Rodella di Cinto Euganeo, l'ex dimora, ricorderete, di Giancarlo Galan, confiscata in seguito al processo per le tangenti del Mose tra gli edifici del Veneto che l'Agenzia del Demanio punta ad affidare agli enti del terzo settore nell'ambito delle attività legate ai progetti a rete per il recupero di edifici dismessi. L'Agenzia avvia così in Veneto la sperimentazione della concessione agevolata per 6 anni fino ad un massimo di 50. Si tratta di un nuovo strumento attuativo accanto a quelli già consolidati della concessione locazione di valorizzazione e della concessione locazione in uso gratuito introdotto dal codice del terzo settore. Siamo a Bassano del Grappa, la chiusura del ponte della Vittoria che ha creato diverse polemiche. Dura la posizione dei commercianti bassanesi perché sono a rischio le notti bianche. La decisione che era stata presa proprio con questi termini l'abbiamo saputa a mezzo stampa. La decisione presa a mezzo stampa, di cui parla con un certo disappunto Alberto Borriero, referente della Confcommercio bassanese, è quella della chiusura del Ponte della Vittoria per lavori che, per quanto necessari, sarebbero arrivati come un fulmine a ciel sereno, senza la dovuta programmazione condivisa, lamenta Borriero.
Mai avremmo pensato che fosse un intervento così gravoso e con una chiusura di 2 mesi nell'immediato, quindi era un argomento per quanto poco da discutere per tempo, in modo da far sì che tutti i disagi fossero messi al minimo indispensabile. Così invece abbiamo dei problemi enormi da risolvere in pochissimo tempo. Mancano progettazione e momenti di concertazione, prosegue il presidente dei commercianti. Si sta ricreando quella situazione che abbiamo già vissuto con gli interventi di ristrutturazione del Ponte Vecchio, quindi pensavamo che quel modo di lavorare sbagliato abbia fatto scuola. In realtà invece vedo che queste cose riaccadono ancora. E in tutto questo rischiano di saltare le notti bianche. Bassano sotto le stelle, uno degli appuntamenti più attesi nell'estate cittadina. Ora avere la prima serata in concomitanza con l'avvio dei lavori e la chiusura di una delle arterie principali sta mettendo in discussione tutto il piano viabilistico del centro storico, e quindi dobbiamo capire se è una scelta responsabile mettere in stand-by l'evento oppure continuando, con il rischio di creare disagi ancora più forti. Perché quali sarebbero le problematiche maggiori se si facessero? Sicuramente ci sono dei tappi, limitando ancora lo sfogo in direzione Marostica, in più concentrando una massa di persone che si aggira più sui 3.000-3.500 veicoli solamente per quella serata, sembra quasi che stiamo creando una bomba d'orologeria. In merito alla riunione informativa prevista per questo lunedì sera, i commercianti passano. Non ci saremo e lo ascolteremo tranquillamente a mezzo stampa. Pochi secondi di pubblicità, tra poco. TG Veneto, ben ritrovati. Torniamo a Belluno, dove è scoppiata la polemica dopo che la Commissione Pari Opportunità ha reso noto che non aderirà al Pride che avrà luogo a Belluno il prossimo 15 luglio. La Commissione Pari Opportunità del Comune di Belluno non aderirà alla manifestazione Belluno Pride in programma il prossimo 15 luglio. Ad annunciarlo la Presidente della Commissione, Maria Teresa Cassol, che si dice rammaricata per l'esito della votazione che ha visto dividersi in 2 fazioni contrapposte i membri nominati dalla minoranza in Consiglio Comunale, favorevoli al supporto in toto della manifestazione, e quelli della maggioranza, che hanno invece votato contro. Al primo punto degli obiettivi della nostra Commissione è proprio quello di lavorare contro ogni disuguaglianza, insomma, per la parità di tutte le persone. Mi dispiace che questa decisione crei una polemica su un evento il più inclusivo, il meno divisivo possibile. Non si fa attendere la risposta della controparte, in particolare dal membro di commissione delegato dal sindaco e assessore alle pari opportunità Simonetta Butignon, che accusa Cassol di aver riportato una versione solo parziale dei fatti, sostenendo l'appoggio del comune alla manifestazione e che le ragioni della contrarietà hanno da ricercarsi nel manifesto dell'evento. Belluno non ha aderito al Pride, falso. Oggetto della discussione della Commissione Pari Opportunità era aderire o meno al manifesto. Certamente il manifesto ha numerosi punti condivisibili, qualcuno che sappiamo sono oggetto di dibattito anche nazionale, sono punti sui quali manca la legislazione, ma non deve essere quello il motivo di divisione, no? Viene chiesto di aderire allo spirito di questa iniziativa. Sono state fatte nel manifesto molte richieste, il Comune è in grado di supportarle o no? Apriamo un tavolo e discutiamone seriamente, non prendiamo a scatola chiusa tutto quello che c'è scritto e poi magari non siamo in grado di fornire le risposte adeguate. Per Cassol, tuttavia, il Pride è per sua natura un evento simbolo delle pari opportunità e il no di una commissione che nella promozione della parità dei diritti ha il suo obiettivo primo sfocia quasi nel paradossale. La questione sembra dunque ridursi alla scelta o meno di aderire in toto all'evento e al manifesto che ne rappresenta le richieste, anche se alcune di queste siano potenzialmente non condivisibili o comunque da approfondire in separata sede. Una questione che ha assunto i connotati di una battaglia politica e che probabilmente non terminerà qui, fermo restando che il Pride si farà. Il 31 di luglio, siamo a Padova, si abbasseranno definitivamente le saracinesche del 23 Dischi di via Vescovado, negozio simbolo per molte generazioni di appassionati. Abbiamo intervistato il titolare. Non è una scelta economica perché stiamo lavorando ancora molto bene. È una scelta di età, di sopraggiunti limiti di età, nel senso che io ho 75 anni, il mio socio ne ha 71 e abbiamo deciso di chiudere l'attività perché insomma è un momento che abbiamo 50 anni che siamo qui e
credo sia giunto il momento. Nelle parole di Maurizio Boldrin, le ragioni della chiusura dello storico negozio di dischi padovano 23 di via Vescovado. Dopo 50 anni chiude una delle attività più iconiche di Padova. Con le sue fascette bianche sui dischi e CD ha affrontato molti cambiamenti, prima i vinili, poi le cassette, i compact disc, per poi tornare a dove tutto era iniziato. È stato bellissimo, siamo partiti, pensa, 50 anni fa dal vinile e terminiamo adesso con il vinile un'altra volta, quindi abbiamo visto passare il CD, abbiamo visto passare la musica liquida e siamo tornati al vinile come una volta. Il 23 dischi è stato dal 1973 meta di appassionati e collezionisti, ma anche di artisti. E l'ultimo è stato Diane Kroll, tra l'altro carinissima, è stata un'ora qui dentro con noi, era felice di essere qui, ci ha fatto lei le foto a noi, incredibile. E poi il personaggio che io ricordo con grande piacere è stato Roger Daltrey, il cantante degli Who, che è stato qui e ci ha fatto i complimenti, è stato anche lui molto gentile. E poi sono passati negli anni ovviamente tantissimi attori, Albanese, Lella Costa, tantissimi. La notizia è stata accolta dagli amanti del vinile come un lutto e sia di persona che sui social in molti hanno voluto ricordare uno dei luoghi di riferimento per la musica in città. È diventata una grande famiglia in tutti questi anni. I clienti hanno dimostrato un affetto pazzesco, quindi insomma sono felice per questo. E siamo alla politica con il caso Castelfranco, le dimissioni del sindaco e presidente della provincia Stefano Marcon. Dopo i giorni di silenzio Marcon lancia il guanto della sfida ai 3 consiglieri, ma ribadisce che le sue dimissioni non c'entrano nulla con la svolta salviniana della Liga Veneta. Sindaco presidente Marcon, intanto si immaginava che la sua decisione muovesse così tanto la politica trevigiana e veneta? No, sinceramente no. Beh, vuol dire che è importante. Guardi, l'unica cosa che mi sento di dire è che mi rendo disponibile ad un confronto davanti alle telecamere con i consiglieri Pasqualotto, Gatto e Catapan, dove ognuno spiega le proprie ragioni e conseguentemente se ne assume poi le responsabilità. Attacca direttamente 3 dei suoi consiglieri il sindaco dimissionario Stefano Marcon e lo fa dagli uffici della sua azienda di trasporto, dove è tornato a lavorare a tempo pieno. Un attacco frontale, ma anche un modo per dire che l'elezione di Alberto Stefani alla segreteria della Liga non c'entra nulla con le sue dimissioni. Anzi, sottolinea, un minuto prima dell'apertura delle urne aveva mandato la lettera di dimissioni, oltre che al prefetto, anche i 2 sfidanti di Padova, proprio per non vedersi etichettata politicamente, una scelta dettata dall'esasperazione in comune a Castelfranco. Io penso che nel momento in cui si è sotto ricatto la peggior cosa che si possa fare è cedervi. A mio modo di vedere sono meccanismi della Prima Repubblica e della peggior parte della Prima Repubblica, dove magari, non so, una questione non andava bene, piuttosto di tenere il numero legale si va a fare pipì, oppure è morta la nonna, c'è un raffreddore, le questioni da Prima Repubblica non mi appartengono. Certo, ammette Marcon, si può non condividere la scelta di Zaia di avallare un centro di cambio sesso regionale quando i casi ne richiederebbero al massimo uno per tutta Italia, così come le mezze aperture alla maternità surrogata. Ma qui il problema è solo e solamente interno alla maggioranza di Castelfranco. Cosa dice a Fratelli d'Italia che dicono che la sua decisione è dai responsabili? Dico che è proprio per una questione di responsabilità che dobbiamo affrontare questo problema, perché i cittadini abbiano le risposte che si attendono. Insomma, per Marcon la misura è colma, o come si dice in questi casi, il dado è tratto, o quasi. Ci sono 18 giorni di tempo ancora, perché ormai un paio se ne sono già andati. Pensi di poter tornare indietro? Vediamo se accettano di confrontarsi pubblicamente. Mi piacerebbe tantissimo e credo sarebbe un'opportunità anche a loro, un'opportunità di chiarezza e di trasparenza nei confronti dei cittadini, e ci confrontiamo sui temi amministrativi. Quindi vi aspetto presso i vostri studi, Lucio. È tutto per questa edizione dei nostri notiziari. Dopo di noi TG Venezia, grazie per essere stati in nostra compagnia. Arrivederci. Ad accogliervi sarà Conegliano. Bentrovati al meteo.
Anticiclone delle Azzorre sul nostro territorio. Il nostro paese verrà però raggiunto da alcuni impulsi instabili. Vediamo dove, in particolare nel dettaglio di martedì 27 giugno. Sul Veneto avremo iniziali tratti di sereno alternati ad annuvolamenti crescenti. Dalle ore centrali probabilità in aumento di locali precipitazioni in montagna che entro la serata potrebbero poi espandersi fin verso le pianure limitrofe. Caldo moderato con temperature minime tra 17 e 21 gradi, massime comprese tra i 28 e i 33 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso avremo condizioni piuttosto variabili, anche un po' di più, con sole a inizio giornata, a seguire addensamenti e rovesci sparsi meno probabili sulla costa, ma non del tutto esclusi. Temperature minime tra 17 e 22 gradi, massime sui 28-31 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove sarà molto soleggiato al mattino, poi al pomeriggio, come ci mostra la grafica, avremo rovesci e temporali un po' ovunque. Temperature minime intorno ai 18 gradi, massime sui 31-33 all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Ad accogliervi sarà Conegliano,